Continua il maltempo e la protezione civile prolunga lo stato di attenzione in considerazione di condizioni molto difficili in un territorio sempre più provato. Ci saranno ancora precipitazioni frequenti che interesseranno maggiormente le zone centro-settentrionali, che a tratti potranno essere localmente forti, con rovesci occasionali temporali. Siamo vulnerabili in tutti i sensi, però volevo fare solo un appello al governatore della regione, perché a suo tempo lui si era preso l'impegno per la provincia di Belluno, ci pensava lui: io non voglio dar colpa a nessuno, per l'amor di Dio, non è questo, eventi atmosferici non si colpa a nessuno, però avere un occhio di riguardo per la manutenzione dei nostri territori è quello che secondo me è importante. Di mancata manutenzione riferiscono anche i geologi che hanno ispezionato le frane. Versanti come quello di Cibiana, dove sono cresciuti tanti alberi che hanno appesantito il terreno già segnato, sono un esempio. In queste giornate si lavora per ripulire il paramassi che ha mitigato la colata. Anche la Valle di Zoldo deve fare i conti con il dissesto. È stata chiusa la strada provinciale che la collega al Passo Cibiana. Abbiamo ritenuto di chiudere la strada in quanto ad oggi insistono dei massi importanti. Il problema è, rimossi questi massi, c'è tutta una problematica sopra che rischia di creare pericolo a chi transita, quindi per qualche giorno sicuramente rimarrà chiusa. Strade chiuse, disagi enormi per i pendolari, lavoratori e studenti e preoccupazioni per l'economia delle vallate. Se le imprese, ne cito una, la Silicon Plastic a Forno, ma anche l'RB che è importantissima, si vede impossibilitata a far transitare i mezzi e quindi poter lavorare nel mercato liberamente a causa di frane, smutamenti, piogge, è evidente che le imprese a un certo punto si scoraggiano e se ne vanno. Quando va via l'impresa diventa sempre più difficile mantenere la vita in montagna. Interventi rapidi e risolutori delle tante criticità della montagna bellunese vengono sollecitati in queste ore dai politici. De Menec chiede al governo 100 milioni dal Fondo Emergenze Nazionali. Piccoli dice che il governo non può stare a guardare come per il maltempo di agosto. Le interrogazioni non servono, servono i soldi, serve la volontà politica.